condizioni disperate all'ospedale di Padova, un 22enne è rimasto coinvolto nella notte in un drammatico incidente a Rovoloni. Il ragazzo è estratto dalle lamiere in fin di vita. Esplosione all'alba in un'abitazione di Valdagno, gravemente ferito un 40enne ricoverato ai Grandi Ustionati. La casa satura di gas è la probabile causa dello scoppio, indagini in corso. Sventati cyberattacchi a siti olimpici e alberghi di Cortina. La notizia dagli USA del ministro degli esteri Tajani, matrice russa. Stasera le prime gare in attesa della cerimonia di apertura. Fumeria clandestina nel mini market, blitz della polizia locale con il cane antidroga nei pressi di via Piave a Mestre, sequestrate cannabis e cocaina. Trevigiano si finge idraulico, ottiene anticipi dai clienti, poi scompare con i soldi. Centinaia le vittime nel nord-est finite nella trappola del truffatore seriale. Belluno, Treviso, Venezia, dalle zone montane alla pianura, confermata dalla protezione civile l'allerta gialla per le abbondanti precipitazioni, situazione critica fino alle 20 di domani. Si è spento a 85 anni Italo Varisco, maestro del vetro, originario di Murano, trapiantato a Treviso, un'arte ereditata dal padre, tramandata al figlio Marco, lunedì l'ultimo saluto. Mancano ossa e infermieri nelle case di riposo di tutto il Veneto. I vertici dell'Unione delle strutture private di assistenza anziani sono partite per una missione in Sud America per trovare personale. La massa che le avrebbe impedito di respirare è stata scoperta quando era ancora nella pancia della mamma. La piccola Sofia è stata operata passando dalla placenta. L'intervento eseguito a Padova è il primo in Italia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Titoli li avete sentiti, ma subito in apertura una valanga, la leggiamo anche dal sito del Gazzettino, una valanga sul Lussari, un disperso, in corso le ricerche, gli elicotteri bloccati dal maltempo, il distacco alle 16:30 tra il Monte Prasnig e il Monte Santo, appunto di Lussari. La provincia è quella di Udine. La valanga ha coinvolto una persona e dalle informazioni che riceviamo sembra che lo sciatore travolto sia stato liberato dai suoi compagni, ma sia senza vita. Non riescono in questo momento ad arrivare sul posto i soccorsi a causa delle condizioni meteo avverse. Dunque una persona avrebbe perso la vita in questa valanga a Tarvisio, in provincia di Udine. E poi la cronaca che ci porta in provincia di Padova, ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Padova. Un 22enne è rimasto coinvolto nella notte in un drammatico incidente stradale a Rovoloni, il ragazzo estratto dalle lamiere in fin di vita. È ricoverato in gravi condizioni il 22enne che a mezzanotte si è scantato con la sua auto a Rovoloni in via Pozzetto all'altezza dell'intersezione con via Frassanelle in direzione Bastia sui Colli Euganei. Il giovane è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorso dai sanitari del SUEM 118. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Teolo per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, alla guida di un Audi A6 Avant, sarebbe uscito di strada da solo, terminando la sua corsa contro il muro di recinzione di un'abitazione. Il conducente è stato portato d'urgenza all'ospedale di Padova in codice rosso e prognosi riservata. Le condizioni sono tuttora molto critiche. Al momento dell'incidente il ragazzo era solo in auto. Esplosione all'alba in un'abitazione di Valdagno, probabile fuga di gas avrebbe innescato la deflagrazione. Un uomo è rimasto ustionato al volto e alle mani. Il boato ha svegliato di soprassalto i residenti di Contrada Pregrassi nella frazione di Novale a Valdagno. Una potente deflagrazione ha squarciato letteralmente una vecchia abitazione accostata inserita nel borgo al Civico 4 quando nella stretta vallata era ancora buio. Il tetto e parte della muratura al primo piano dell'immobile sono crollati proiettando massi e calcinacci a decine di metri di distanza. Eravamo in letto, mi sentivo un boato tremare i muri delle due case fin qua. Cosa è successo? Mi guarda fuori dalle finestre per di là, anche i miei vicini qua, e dopo io mi attaccavo a vedere là davanti a casa là, tutto materiale, se uno passava da lì che minuto lì, che secondo lì, io non so, l'esplosione. Quella casa lì che è ancora da finire e mi ha telefonato
un signore qui e allora sono venuto su a vedere. All'interno dell'abitazione solo un quarantenne colpito in pieno dalla deflagrazione che sembra essere stata provocata dalla saturazione di gas fuoriuscito da una bombola. Vigili del fuoco e carabinieri stanno accertando la dinamica degli eventi che non esclude la possibilità di un gesto volontario. I vicini sono subito accorsi per sincerarsi dello stato di salute dell'uomo che descrivono come soggetto psicologicamente fragile, provato anche da un recente lutto per la perdita dei genitori. Qualcuno l'ha raggiunto e lui era confuso, ha cercato di uscire e l'abbiamo soccorso tutti quanti, insomma, quei vicini che insomma, lo conoscevano e abbiamo cercato di metterlo lì in sicurezza, tranquillo, aspettando che arrivassero con calma l'ambulanza, i carabinieri per capire la situazione, insomma, ecco, più che altro per lui, eravamo preoccupati per lui. Il quarantenne, ustionato per il 12% del corpo, in prevalenza alle mani e al volto, è stato inizialmente trasportato in codice giallo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. In serata è stato infine trasferito al centro ustionati Borgo Trento di Verona. L'avvicinamento alle Olimpiadi invernali, sventato una serie di attacchi di una serie di cyberattacchi a sedi del Ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche alcuni siti delle Olimpiadi invernali con gli alberghi di Cortina. Lo ha detto dagli Stati Uniti il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando di ritenere che si tratti di azioni di matrice russa. Conto alla rovescia per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Gli atleti e le atlete hanno già iniziato a scendere in pista. Si è cominciato con il curling, a seguire l'hockey e lo snowboard. Nel curling grande emozione per la medagliata Stefania Costantini. La cortinese ha sottolineato come non vede l'ora di iniziare, aggiungendo come l'essere a casa le dia una spinta ulteriore. Contenta perché lei e il suo partner nel misto avranno ovviamente il tifo dalla loro parte, con gli italiani che finalmente potranno vedere un curling di alto livello da vicino. Intanto è ormai pronto tutto quanto richiesto dal Comitato Olimpico per garantire la sicurezza sanitaria durante il periodo di gara. È un anno che ci lavoriamo su quella che è la sicurezza sanitaria per quanto riguarda le Olimpiadi, e parlo di atleti e di famiglia olimpica, una macchina che si articola con la presenza dei professionisti nei luoghi di gara, quindi Tofane, stadio del ghiaccio, pista da bob, policlinico olimpico, villaggio olimpico, ospedale di Belluno come ospedale olimpico e ospedale di Treviso come altro ospedale appunto olimpico. Quindi è una macchina anche questa che ha già fatto il suo rodaggio, che è pronta, è prontissima a sviluppare i suoi interventi e che coinvolge in questo mese di Olimpiadi e Paralimpiadi 1000 professionisti che arrivano da tutto quanto il Veneto. Da Treviso intanto IARIX, centro di competenza per la cybersecurity in tema di Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, informa di una campagna di minacce cibernetiche riconducibile al gruppo NoName. Il nostro team di Cyber Threat Intelligence ha individuato una nuova minaccia che arriva dal noto gruppo filorusso NoName. Il gruppo NoName ha dichiarato sui suoi canali di comunicazione tipo Telegram che effettuerà una serie di attacchi chiamati tecnicamente DDoS, Denial of Service, verso target italiani collegati alle Olimpiadi di Milano Cortina. Questo tipo di attacco, ricordiamo, che puntano a oscurare o a bloccare certi servizi, tipo la raggiungibilità del sito internet stesso. IARIX a questo scopo ha anche diffuso aggiornamenti relativi alla mobilitazione dei membri del collettivo contro tali siti, accompagnati da foto che attestano l'accesso non autorizzato a telecamere di sorveglianza. Se non bastasse, arrivano anche critiche feroci come quelle del New York Times, che titola sottolineando che la 25esima edizione dei giochi avrà 8 sedi diverse, distribuite su circa 8.500 miglia quadrate del nord Italia, con lunghe distanze, strade strette, collegamenti complessi e nevicate, che per l'autorevole quotidiano statunitense renderanno la logistica un incubo. Fumeria clandestina nel mini market, blitz della polizia locale con il cane antidroga nei pressi di via Piave a Mestre, sequestrate cannabis e cocaina.
Dall'esterno sembrava un normale negozio etnico, un mini market. Una volta all'interno, però, gli agenti della polizia locale hanno trovato una vera e propria fumeria clandestina. I controlli degli agenti dei nuclei cinofilo e pronto impiego sono arrivati dopo diverse segnalazioni di movimenti sospetti riconducibili al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una volta arrivati, infatti, gli agenti della polizia locale hanno trovato all'interno del negozio, poco distante da via Piave a Mestre, 8 cittadini africani seduti su tavoli e sedie intenti a fumare e con bottiglie di birra a disposizione, oltre a varie dosi di marijuana, hashish e cocaina. Altre confezioni di sostanze sono state poi trovate a terra e nascoste addirittura dietro la carta da parati, individuate anche grazie all'intervento del cane antidroga Quad. Gli stranieri sono stati segnalati alla prefettura, mentre la titolare dell'esercizio commerciale denunciata per violazione dell'articolo 79 del testo unico sulle droghe, per aver allestito parte delle stanze a fumeria clandestina e aver permesso che il locale fosse luogo di ritrovo per persone dedite al consumo di sostanze. Un rapporto è stato anche trasmesso al questore per i provvedimenti di competenza. Non è infatti esclusa una sospensione della licenza per motivi di sicurezza e ordine pubblico. L'operazione dimostra ancora una volta quanto sia importante il presidio costante del territorio e il lavoro integrato tra i diversi nuclei della polizia locale, il commento dell'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce. Si finge idraulico, centinaia le vittime nel nord-est finite nella trappola del truffatore seriale. Intercetta i post degli utenti nei gruppi social, lascia un commento offrendo la propria disponibilità e si accorda in privato, talvolta scambiandosi anche il numero di telefono. Poi, una volta agganciata la vittima, fa scattare la truffa. Si spaccia come tecnico specializzato in lavori domestici, in particolare idraulici e riparazioni di elettrodomestici, ma anche sostituzioni di caldaie. Si tratta in realtà di un truffatore seriale. Nella sua trappola sono finite centinaia di vittime da tutto il nord-est. Quest'estate ha battuto a tappeto il territorio veneziano, ma ha girato anche nel trevigiano, padovano e bellunese. Il modus operandi è sempre il medesimo. Dopo aver intercettato la vittima, si presenta con una certa tempestività presso il domicilio del cliente, sfoggiando una tuta da lavoro e un borsone con attrezzi. Dopo un sopralluogo rappresenta la necessità di un anticipo per l'acquisto di materiale o pezzi di ricambio, nonché per le lavorazioni da effettuare. Una volta ricevuti i soldi, la trappola ormai è già scattata. Incassate le somme di denaro, il truffatore si rende irreperibile e blocca ogni contatto. Qualcuno ha perso 100 euro, altri 350 fino a 1500 euro. Nel mirino del sedicente idraulico anche persone fragili, in difficoltà economiche o anziani con invalidità. L'uomo, che sarebbe residente nell'Asolano, nonostante numerose querele, fino ad oggi è rimasto impunito. E le vittime, che hanno cercato di mettere in guardia altri cittadini, sono state minacciate dal truffatore. Non solo, ma di recente ha cambiato il proprio nominativo sui social. Seriale ma anche impavido, il sedicente idraulico non disdegna neppure i pagamenti effettuati mediante bonifici o ricariche sui conti intestati allo stesso o alla compagna, utilizzando i dati ed emettendo fatture di una ditta che risulta chiusa da anni. Una vicenda che pone interrogativi sull'efficacia degli strumenti di prevenzione e sulla difficoltà di fermare reati seriali di piccolo importo. Conosciuto anche dalle forze dell'ordine, ma ancora libero di truffare chiunque. E allora ascoltiamo la testimonianza di una delle tante vittime dell'idraulico truffatore. Lui sostanzialmente o vende merce, per cui si fa inviare i soldi tramite bonifico e poi sparisce, merce di tutti i tipi. Ho visto da parte sua annunci di mobili per la casa, abbigliamento, orologi, legna da ardere, attrezzatura da lavoro, cioè vende più roba di Amazon. Oppure lavori da artigiano, principalmente da idraulico, muratore, dice di fare manutenzione alle caldaie, manutenzione stufe pellet, anche con documentazione, che però non è vero, lui sostanzialmente si fa dare l'acconto e sparisce. È questo il modus operandi del truffatore che da circa 2 anni si spaccia sui gruppi social come sedicente tecnico, offrendo la propria disponibilità per riparazioni idrauliche o di elettrodomestici, intercettando i post degli utenti in cerca di uno specialista. Abbiamo intervistato una delle tante vittime tra le province di Treviso, Padova e Venezia caduta nella sua trappola. Si trovava peraltro nella mia città, Padova, perché aveva dei cantieri aperti in zona
e quindi ha fatto una scappata a casa mia per vedere se poteva fare qualcosa. Lui è originario della provincia di Treviso, cioè esattamente di Cornuda. Quindi visiono il lavoro, mi disse che cosa avrebbe fatto, diede la sua disponibilità, mi fece anche un preventivo e si portò via alcuni pezzi di tubazioni, valvole, raccordi e un acconto di 300 euro per iniziare i lavori che li pagai al momento dal cellulare tramite bonifico bancario. Una volta ricevuto il denaro, il truffatore è sparito nel buio. Sono iniziate le scuse e i rinvii fino al blocco del numero di telefono della vittima. A nulla è servita la denuncia ai carabinieri. Il malvivente tutt'oggi agisce ancora indisturbato. Io purtroppo feci delle ricerche dopo. Le avessi fatte prima, cercando nei vari gruppi social delle città, ci sono ad esempio su Facebook dei gruppi che si chiamano sei di questa città, se, puntini, cercando tutte le città delle province di Treviso, Padova, Venezia, lui è iscritto in tutti quanti. E dal 2020 poi ci sono decine di segnalazioni, gente che avvisa non rivolgetevi a questa persona, è un truffatore, mi ha estorto 300 euro, gli ho dato 1000 euro ed è sparito. Professore delle medie di Villa del Conte, deriso da un alunno di 12 anni che gli urlava gay fuori da scuola. Presentato un esposto ai carabinieri, lo stesso insegnante vittima di un episodio simile a Vittorio Veneto. Mi urlava gay davanti a tutti. A denunciare gli insulti a sfondo omofobo all'uscita di scuola è il 26enne Elia Scattoloni, insegnante di musica. Il docente, residente a Piombino Dese, in servizio alla scuola media di Villa del Conte, ha presentato un esposto ai carabinieri per una serie di insulti ricevuti tra settembre e ottobre dello scorso anno da un alunno di 12 anni. Secondo quanto riferito, uno studente lo avrebbe aspettato all'uscita dell'istituto per rivolgergli offese a voce alta in presenza di coetanei e passanti. Non si tratterebbe di un episodio isolato, come spiega il professore sui social. Dopo aver informato la dirigenza scolastica, l'insegnante ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine, ritenendo il comportamento particolarmente grave e potenzialmente pericoloso sul piano educativo e sociale. Sono un docente di scuola media. È successo che un ragazzino dodicenne mi aspettava fuori da scuola per urlarmi la parola gay davanti ai suoi compagni. Non solo per un giorno, ma è successo per ben 2 volte, finché io mi sono stufato e ho avvertito sia la preside sia i carabinieri e ho proceduto a fare un esposto. Perché ho fatto un esposto? Perché credo sia un episodio gravissimo. Se a 12 anni dici gay al tuo professore, in piazza, vicino alla gente seduta nei tavolini dei bar, vicino ai tuoi compagni, cosa farai a 14 anni, che cosa farai a 18 anni, non oso nemmeno immaginare. Una grave vicenda che riaccende il dibattito sul rispetto e sulla prevenzione delle discriminazioni in ambito scolastico. L'accaduto al professore gay in Veneto è inaccettabile. Questo dimostra quanto è importante l'educazione all'affettività e contro le discriminazioni, che dovrebbe essere obbligatoria, e per questo rinnovo l'appello al Parlamento al fine che renda obbligatoria l'educazione all'affettività, ma non solo, anche la Regione Veneto in questo caso potrebbe dare un esempio, magari promuovendo l'educazione all'affettività in tutte le scuole della Regione Veneto e sostenendo le scuole che decideranno di fare questo percorso. Il meteo regionale comunica che la nostra regione continuerà ad essere interessata sia oggi che domani da tempo in prevalenza perturbato, con precipitazioni estese anche moderate o a tratti forti, specie sui settori orientali e settentrionali della regione, dove sono probabili quantitativi da consistenti a localmente abbondanti. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale informa che fino alle 20 di domani è stata dichiarata la fase operativa di attenzione gialla per criticità idrogeologica, emesso anche un bollettino per rischio valanghe nell'area delle Dolomiti e delle Prealpi. Si è spento oggi all'età di 85 anni Italo Varisco, maestro trevigiano del legno e del cristallo. L'annuncio del figlio Marco: grazie maestro, ha scritto, ma soprattutto grazie immenso papà. Era stato proprio Marco qualche giorno fa, in occasione di una premiazione di Confartigianato, ad informare del peggioramento delle condizioni del padre. Originario di Murano, dove aveva frequentato la scuola sperimentale del vetro, coltivando una passione tramandata dal padre. Le creazioni di Italo Varisco sono conosciute in tutto il mondo, custodite anche in musei o collezioni private. La nostra città perde uno dei suoi grandi maestri. Grazie al suo talento Italo ha saputo parlare al mondo intero, partendo dal legame con la famiglia e da quell'amore ereditato dal padre e poi trasmesso al figlio Marco, a cui va il mio cordoglio e un abbraccio, ha scritto sui social il sindaco di Treviso Mario Conte. I funerali lunedì mattina alle 11 nel Duomo di Treviso.
Mancano OSS e infermieri nelle case di riposo di tutto il Veneto. I vertici dell'Unione delle strutture private di assistenza anziani sono partiti per una missione in Sud America per trovare personale. A fronte di una popolazione destinata ad invecchiare, rimane cronica la carenza di personale sociosanitario nelle case di riposo della regione. La missione in Brasile, Santo Domingo di Uripa, parte dai numeri che fotografano la situazione del Veneto. Se gli anziani oggi sono 370.000, nel 2050 saranno 670.000. La lista di attesa per entrare nelle RSA attualmente è di 10.000 persone per 33.000 posti letto. Le stime parlano di una mancanza di circa 3.000 operatori sociosanitari. Difficile recuperarli, visto che con gli ultimi 22 corsi attivati per 660 posti i partecipanti sono stati appena 487. La delegazione Uripa, l'Unione regionale delle residenze private di assistenza anziani, ha così intrapreso una missione istituzionale in Sud America per avviare dei percorsi di cooperazione internazionale e portare personale formato qui in Italia. Siamo semplicemente andati a dirgli che come Uripa vogliamo prenderci l'impegno che i ragazzi che verranno liberamente a lavorare nei nostri paesi, il canale Uripa gli garantirà un'etica e un'accoglienza di valore. Quindi i ragazzi che entreranno con i tirocini lavorativi avranno la casa gratuita per i 4 mesi di tirocinio, avranno 3 mesi di gratuità dell'alloggio anche nei primi 3 mesi di lavoro. Li andremo a accogliere nel momento in cui arrivano e li accompagneremo nelle sedi dove sono destinati al lavoro. Garantiremo loro durante il tirocinio la borsa di studio prevista di 1.200 euro, più aggiungeremo il pasto giornaliero. Durante gli incontri sono stati presentati video in lingua spagnola e portoghese con testimonianze di infermieri e OSS dominicani e brasiliani già impegnati nelle RSA venete. Garanzie sulla formazione e sugli alloggi, da qui l'appello di Uripa ad un sostegno delle istituzioni locali nel garantire la copertura degli alloggi. L'appello sarà anche quello, cercheremo aiuto nelle istituzioni locali, nei sindaci, negli ATER e anche nei cittadini che oggi sono diffidenti a dare alloggi a uno straniero, ma nel momento in cui siamo noi che ci mettiamo la faccia, auspichiamo che d'altronde sono delle bravissime. Chi è arrivato oggi in questo ultimo anno si è integrato benissimo nelle nostre comunità. La speranza è che avviando questo progetto nel corso del prossimo anno si possano assumere 200 nuovi OSS nelle RSA del Veneto. La massa che le avrebbe impedito di respirare è stata scoperta quando era ancora nella pancia della mamma. Sofia è stata operata passando dalla placenta. L'intervento eseguito a Padova è il primo in Italia. Il racconto dei suoi genitori. Emozioni diciamo contrastanti, sicuramente è stato un bello spavento, sicuramente quando abbiamo fatto la visita e appunto ci hanno detto che c'era qualcosa che non andava. Io da papà non so, è indescrivibile, è una cosa grandiosa quella che hanno fatto i medici, i dottori e poterla averla qui oggi è una soddisfazione enorme. La si legge negli occhi di Stefano e Noemi l'emozione. La loro prima bambina, Sofia, nata all'ospedale di Padova, è stata operata prima del primo respiro, con un passaggio dalla placenta alla macchina che viene usata normalmente durante i trapianti di cuore per ossigenare il sangue. Un'operazione mai tentata prima in Italia. La bimba presentava una malformazione benigna polmonare che le avrebbe impedito di respirare, scoperta quando era ancora nel grembo della mamma. Da qui l'idea di operarla. Si tratta di una modalità del parto particolare in cui il bambino viene estratto solo parzialmente, rimane connesso alla placenta e durante questa procedura sul letto operatorio, quando è ancora all'interno dell'utero materno, viene posizionato nei vasi del collo l'ECMO, che è questo sistema di ossigenazione a membrana. Successivamente a questo è stato estratto dall'utero e poi sottoposto ad un intervento chirurgico neonatale. L'operazione è stata realizzata il 31 dicembre grazie ad un team multidisciplinare, vera eccellenza della sanità padovana. Nel lavoro che facciamo noi come ostetricia patologia della gravidanza la multidisciplinarità è fondamentale.
Devo dirvi che comunque il fatto che fossero in ferie non è stato assolutamente un problema, perché si sono messi tutti immediatamente a disposizione e nonostante fossimo in tanti non abbiamo avuto nessuno screzio, siamo riusciti a lavorare veramente molto in armonia. Questo credo sia la cosa più importante e che ci ha permesso di ottenere il risultato. È un modo di lavoro, ci troviamo di fronte a patologie che richiedono appunto, che sono complesse in generale, che riguardano diversi ambiti e quindi dobbiamo lavorare, direi, per forza, ma lo facciamo anche con molto piacere in maniera integrata tra professionisti. È tutto per questa edizione, ora la sigla, a seguire le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata.